per i consiglieri di opposizione il confronto con la compagine che rappresento, perché io non solo vengo a rappresentare i problemi che personalmente percepisco e le questioni che voglio esporre e condividere con il Consiglio Comunale, ma devo anche rapportarmi con i cittadini. Per far questo ho bisogno di documentarmi, di avere quindi le nozioni e le informazioni necessarie, cosa che allo stato di fatto non è possibile oggettivamente realizzare. Grazie Capogruppo Borini. Lascio la parola a Capogruppo Tonon, prego. Allora, volevo solo precisare che sulla presenza, o almeno confermo quello che ha detto il consigliere Borini, sulla questione della legittimità o meno devo assolutamente prendere in considerazione quello che il segretario ha detto, ed era anche una questione che era apparsa anche in una precedente commissione consigliare. Per quello poi nella commissione, io adesso qui non ho il verbale, ma c'è stata in quella commissione, anche se non con l'appartenenza diretta dei componenti, ma ci sia stata una discussione, ci sia entrati in merito di alcune questioni, probabilmente saranno anche argomento di questo Consiglio Comunale per quello che riguarda il regolamento edilizio vigente. Se posso, da un punto di vista esclusivamente procedurale, concordare con lei che in questa delibera si possa solo in un termine modificare questa delibera, è sentita la commissione consigliare competente in data, però è solamente una questione di termine che si può o esposto degli argomenti o trovare un verbo diverso, ma solo in questo contesto. Dico che comunque ci sono i tre gruppi che erano presenti, argomentazioni in sede di esposizione della proposta di delibera del Consiglio Comunale. In quell'occasione sono stati fatti i rilievi. Sindaco, prego. Grazie, sì, solo per dire, mi pare che il contenuto trasmesso al segretario comunale sia abbastanza compiuto e risale a un'interpretazione approfondita dello stato delle cose. La Commissione deve solamente essere convocata, non è richiesto un quorum ovviamente di natura deliberativa, attesa che la funzione della Commissione non ha carattere deliberativo. E volevo solo specificare, in occasione della seconda commissione per la parte relativa a questa delibera in materia urbanistica, che in quell'occasione è mancato il dirigente di riferimento perché su richiesta del sindaco è impegnato ad esaurire le ultime attività importanti per l'attivazione del mercato ittico, che come sappiamo era prevista per domani, però l'ufficio ha comunque garantito la presenza dei componenti dell'ufficio che era perfettamente a conoscenza del contenuto per quello che è stato trattato. Possiamo procedere? Consigliere Navaro, prego. Sì. Grazie. Permettetemi di affrontare un po' il colpo sul piano politico, però, perché io credo che la maggioranza, con questa storia della mancata raggiungimento del numero legale delle commissioni, che si sta verificando già verificato in 2 occasioni ad agosto e prima di questo Consiglio, non stia facendo una gran bella figura sul piano politico ma anche sul piano amministrativo. E questo sta dimostrando una cosa, che quando all'inizio di questo mandato avete deciso come primo provvedimento quello di ridurre il numero dei componenti delle commissioni, avete fatto un autogol, perché siete caduti in trappola voi stessi, in quanto era più facile per voi raggiungere il numero legale prima, quando le commissioni avevano più componenti, rispetto ad oggi, perché oggi mancano 2 persone della maggioranza che sono i 2 unici componenti della maggioranza. Ebbene,
la possibilità di far valere il numero legale la seduta della commissione è legata alla presenza di queste due persone, i quali possono avere problemi di salute, possono avere problemi di lavoro, possono avere anche dei mal di pancia politici, per cui intendono avvalersi di questa possibilità di mettere un po' in difficoltà i propri colleghi di maggioranza. Quindi avete sbagliato obiettivo perché pensavate di penalizzare la minoranza, in realtà state penalizzando voi stessi e state facendo una brutta figura nei confronti della minoranza, ma nei confronti soprattutto dei cittadini, perché non è ammissibile che una commissione che si riunisce una volta al mese di media non raggiunga il numero legale, commissione formata da 3 persone. Capogruppo Tonò, prego. Solamente per ribadire una questione, il segretario comunale, se non ci fosse, se queste commissioni avessero l'aspetto della legalità sulla maggioranza, d'accordo, si dovrebbe riconvocare la commissione e così via. Qui stiamo parlando di approfondimento e di esposizione degli argomenti. Io non credo, Paolo, lei era presente il suo capogruppo, ma in quell'occasione, ribadisco, capisco se fossero stati dei termini completamente diversi, ma in quell'occasione è vero che mancava il titolare dell'ufficio, ma era ben rappresentato dal punto di vista tecnico da una persona dell'ufficio tecnico. Ma su queste questioni, se vogliamo tirare fuori la questione della responsabilità, devo dire che mancava anche il vostro esponente, ma non è su questo che io vorrei soffermarmi, è sul fatto che in quell'occasione, particolarmente in quell'occasione, si sono affrontati degli argomenti. Io personalmente mi sono fatto carico di esporre queste vostre, non dico perplessità, ma quesiti. Io ho anche risposto e anche il Presidente è entrato in merito a questa questione. Quindi specificatamente su questa questione e su come si è comportata la maggioranza o su come sono stati esposti gli argomenti, se ci fosse stata negligenza complessiva su cui i componenti non avessero dato risposta, non avessero dato peso ai vostri rilievi, potrei anche capire. Qui no, in quell'occasione, mi creda, consigliere Fabio, sono state le questioni sono state poste all'attenzione e con tranquilla e senza una pacatezza di argomenti tale, con la possibilità di vedere qualsiasi questione che fosse stata sottoposta in quell'occasione agli uffici e all'assessore competente, in questo caso è il sindaco, cioè con estrema tranquillità e disponibilità a approfondire questo argomento. Se fosse stata un'altra occasione, che non fossimo stati reticenti o non avessimo partecipato o lasciate cadere ogni vostro rilievo, posso capire, ma in questa occasione proprio no. Poi non voglio nemmeno rientrare nella questione di componenti, del numero, via dicendo, perché in queste commissioni mi sembra che in tutte le commissioni i capigruppo fanno la loro parte e partecipano come persone che vogliono essere informate e partecipare ai lavori della commissione. Non so, una persona in più, una persona in meno non ha finalità su quello che ha la completezza della questione, che è quello di approfondire, come lo dice anche il regolamento, approfondire dei temi che il Presidente, gli assessori o il Sindaco rivolgono alla Commissione.
capogruppo Tonò, capogruppo Comiso, prego. Sì, grazie, buonasera a tutti quanti. Io ripeterò sostanzialmente quello che è stato detto tante volte anche nella precedente amministrazione. Qui si applica continuamente una tattica che è quella di tenere il meno informato possibile le opposizioni, e questo succede da sempre. Devo contraddire quanto ha detto il segretario, perché se oggettivamente qualcuno mi dimostra che riceve pacchi di informazioni via telematica, che poi devono essere scaricati, devono essere letti al venerdì, e quindi cercare di informarci noi stessi durante il sabato e la domenica, il lunedì andare a lavorare, per trovare anche il tempo, perché io sono qui da solo, loro sono in due, ma come dire, rappresentiamo un elettorato abbastanza vasto e soprattutto un gruppo di lavoro che hanno bisogno, noi stessi abbiamo bisogno di chiedere informazioni, soprattutto quando gli argomenti sono molto tecnici, come quello in particolare che abbiamo appunto all'ordine del giorno di adesso. E quindi c'è questo atteggiamento che è veramente complessivamente da sempre, anche se noi siamo interessati e facciamo delle domande magari ingenue o anche specifiche quando veniamo in commissione, è evidente che le facciamo, ma deve essere riconosciuta a noi la possibilità di poter informare anche i nostri gruppi. Non possiamo decidere a volte come dire anche noi sbagliamo, perché non abbiamo avuto ormai il tempo di informare le persone più adatte che fanno parte dei nostri gruppi, che sono, come dire, più competenti nelle varie materie che si vengono proposte. Questa è una critica che abbiamo fatto da sempre, ora io sono qui da 6 anni, 7, l'abbiamo sempre fatta, ed è proprio una tattica, rientra in quel tipo di politica che al cittadino può dare proprio fastidio, perché non si capisce, perché c'è una maggioranza che discute questi argomenti, di approva e li presenta, che differenza c'è per dare una settimana prima piuttosto che 2 giorni prima? Perché il regolamento, quando comoda, dice 72 ore prima, quando non comoda va bene anche una commissione senza il numero legale di componenti. È questo che dà fastidio. Non lo dica a me che lo farò per 5 anni. Grazie, capogruppo Comiso. Lascio la parola al sindaco. Grazie Presidente, di intervenire il capogruppo. Replico in ordine inverso al capogruppo Comiso, non c'è nessuna tattica, ne abbiamo parlato tante volte, sia del primo giorno del Consiglio Comunale, del primo Consiglio Comunale. Mi pare che sia una cosa evidente, c'è un regolamento che parla di 72 ore prima per messa a disposizione degli atti. Semmai il problema è dire non dovevamo farlo di lunedì, in modo che lei aveva il lunedì, perché magari il sabato la domenica fa altro, magari va in montagna con la famiglia. Sa che anche io mi sono preparato per dire come consiglio proprio il sabato e la domenica per rinunciare magari alla famiglia, perché le carte le ho avute anch'io dalla commissione. Allora cerchiamo di rispettare il regolamento, un regolamento che dice anche quello che è detto il segretario comunale in un'interpretazione molto chiara e precisa. Questo consiglio comunale di settembre non si poteva non farlo di lunedì per un semplice motivo, che a 30 giorni di settembre, no? Si ricorda la filastrocca. Se avesse avuto il 31 giorni, avevamo fatto il 31 per dare un po' di opportunità a tutti quanti, ma dovevamo fare il 30, non potevamo fare il 1 di ottobre. Per il semplice fatto che avevamo la verifica di equilibrio di bilancio, dovevamo fare il 30 di settembre. Credo sia stata una delle poche occasioni, forse poi è capitato di lunedì nel Consiglio Comunale. Consigliere Favaro, il mancato raggiungimento del numero legale. Credo che, ripeto per la terza volta, che il segretario ha dato la sua interpretazione, ma è un'interpretazione anche autentica, poi, perché è colui che dovrebbe proprio censurare gli atti nel momento in cui questi sono illegittimi. Per cui spiego all'utente, consigliere Favaro, quell'attacco, insomma, leggero, profondo, politico, perché si basa sul presupposto giuridico inesistente, non interpretativo, completamente inesistente. Poi che ci sia, ripeto, una tattica, una strategia finita male, eccetera, ma questo lo lascio le sue considerazioni, perché basterebbe che andasse a rileggersi i lavori del Consiglio Comunale nel quale abbiamo fatto l'operazione relativa alle commissioni e alla discussione, per vedere quali sono le motivazioni che questa maggioranza ha offerto non a lei, al Consiglio Comunale per la riduzione del numero di componenti. Poi non so se se le ricorda, se se le avrà a leggere, però sono gli atti. Alle volte, scusate
Prima della legge 142 del 90 erano in vigore testi unici della legge comunale provinciale, qua non essendoci un'autonomia regolamentare comunale così spinta come oggi, fissavano molti aspetti della vita amministrativa del comune, tra cui anche questi di cui stiamo dibattendo adesso. E ricordo che il termine per la messa a disposizione dei documenti a favore dei consiglieri, secondo il testo unico del 34, era 24 ore. Quindi dico, se vogliamo fare un po' di analisi da questo punto di vista, 24 ore che poi sono stati riprodotti nella maggior parte dei regolamenti e degli statuti dei comuni che all'indomani della legge 142 hanno avuto un'autonomia e hanno esercitato in modo conforme alla previsione normativa. Quindi dico, l'amministrazione del Dona che ha triplicato il termine delle 24 ore, secondo me, che ha un po' di memoria storica, ha fatto anche un'azione abbastanza larga e generosa nei confronti del diritto alla partecipazione e alla conoscenza dei dati dei consiglieri. Scusate, un'ultima cosa. La funzione delle commissioni, così come abbiamo delineato prima, non è quella operativa, come ha detto anche il sindaco, come è evidente, ma è quella di mettere dei consiglieri a conoscenza della documentazione relativa alle delibere che saranno sottoposte al Consiglio Comunale. Per cui è verosimile ed è così dappertutto che per la prima volta si vede la documentazione in commissione. In commissione viene presentata la documentazione, non c'è scritto da nessuna parte che debba esserci una messa a disposizione preventiva rispetto a quella che sarà poi una decisione successiva del Consiglio Comunale. Scusate, ma mi sembrava un po' obbligatorio precisare questo aspetto. Grazie segretario. Consigliere Favaro, prego. Grazie segretario per il dottor Nobile per la memoria storica, però rimanendo ai regolamenti e alle norme in vigore, il nostro regolamento dice almeno 72 ore prima. Allora, se è vero che il PAT fissa dei massimi, qui viene fissato un minimo. E se è vero che prima nella risposta che il sindaco ha dato all'interrogazione del gruppo Zanon, dobbiamo stare tranquilli perché i massimi del PAT sono dei tetti, chissà quando mai verranno raggiunti. I minimi in termini di anticipo, il numero di ore 72 è un numero minimo entro il quale i consiglieri devono ricevere la documentazione. Come abbiamo già detto altre volte, noi chiediamo che questo minimo sia un termine indicativo, non perentorio, e che l'amministrazione si concentri soprattutto su quelle almeno, cioè andando magari ad aggiungere qualche ora di anticipo a quelle 72, perché il lavoro che fa il consigliere comunale a volte è un lavoro svolto in solitaria, altre volte è un lavoro che prevede anche un confronto con altre persone, col gruppo di riferimento, con la lista dei sostenitori simpatizzanti, e quindi se arriviamo ad avere in mano la documentazione con un congruo anticipo, riusciamo anche a svolgere meglio questa parte di confronto democratico con i cittadini che rappresentiamo, e che non è una parte irrilevante, perché certo leggere e studiarsi le carte da soli magari riusciamo a farlo in 10-12 ore. Se vogliamo avere un confronto compiuto con il nostro gruppo, visto che la maggioranza questa possibilità di confronto ce l'ha, perché le carte, diciamo, la genesi degli atti nasce in seno alla maggioranza, e quindi si presume, si spera che il confronto all'interno di questa maggioranza ci sia, anche se qualcuno lo mette in dubbio. Permettete che ci sia un confronto anche all'interno dei gruppi di minoranza, e questo confronto è possibile solo se diamo concretezza a quel almeno, cioè puntiamo a tenere le 72 ore solo come ultima spiaggia, limite estremo, ma diamoci tutti l'obiettivo di dare maggiore anticipo nella trasmissione della documentazione. Grazie consigliere Favaro. Capogruppo Commisso, prego. Sì, grazie anche al segretario per la memoria storica, che si dimostra che la situazione è molto migliorata, meno male che abbiamo capito dare catacombe insomma, va bene già così. E poi trovo molto spiritoso il sindaco quando dice che lui si studia degli atti
dati sabato spiritoso, al sabato e alla domenica, però mi viene il dubbio che forse lei non sta usufruendo al meglio di tutto il personale di cui ha a disposizione. Non crederò mai che nessuno creda che lei si studia queste cose e va il sabato e la domenica. Forse il sabato e la domenica di un mese fa, forse, ma non l'ultimo. E in ogni caso ci sono anche altri problemi, non ci qua così, ma non ho avuto il tempo di andare in montagna, perché come lei sa c'è stata una bomba d'acqua anche ieri in giro per la bonifica e mi sono fatto una bianca, per esempio, no? Questo è un caso particolare, però succede che le persone abbiano anche altri problemi. Grazie. Sindaco, prego. Le posso assicurare che di notti in bianco, nel caso sono sindaco, ne ho fatte parecchie. Le potrei indicare quella dell'incendio di Purus in Parecchia, le potrei indicare i 4 momenti in cui l'acqua del mare aveva creato problemi alla città di Caude, dove ero vestito con la protezione civile, ero in capo con gli uomini della protezione civile. E potrei elencare anche altre situazioni alle quali ho finito alle 4 del mattino per prepararmi i lavori del giorno dopo, perché magari non ero riuscito ad avere tempo. Mi fa piacere che anche lei questo fine settimana abbia dedicato le sue energie a qualcosa di utile, al di là dello sport, insomma dello svago, che certamente è una cosa utile. Le posso assicurare che i miei sabato e domenica sono comunque dedicati in ogni caso all'amministrazione. Comunque questi due, non so cosa lei fa riferimento, se è la circostanza che ho partecipato ad alcune cerimonie, ma in ogni caso ho partecipato per conto del Comune di Caude in sede di rappresentanza istituzionale, non per questioni private. Grazie Sindaco, riteniamo quindi valida l'iscrizione all'ordine del giorno del punto in questione. Se vogliamo discutere nel merito del regolamento edilizio, Capogruppo Borin, prego. Scusa, penso che si debba votare sulla questione pregiudiziale. Voti favorevoli? 5. Voti contrari? 12. Nessuno astenuto. 10 scusi. Non avevo considerato i due assenti. Chiedo scusa Presidente, senza ripetermi, però avrei altra questione che non è pregiudiziale ma sospensiva, con la quale quindi date le stesse premesse che ci hanno portato alla discussione appena conclusasi, chiediamo che il punto venga pertanto non venga discusso e si proceda alla sospensione della deliberazione di tutti, non solo dei punti in questione ma anche degli altri punti all'ordine del giorno che dovevano essere trattati in sede di commissione consigliare e rinviare la relativa discussione ad altra adunanza. Capogruppo Tonon, prego. Ribadisco che i punti sono stati tutti trattati durante l'esame in commissione. In una commissione non validamente riunita. Mettiamo i voti, quindi la pregiudiziale, la sospensiva della proposta del Capogruppo Borin. Voti favorevoli? 5. Voti contrari? 10. Quindi la questione è respinta, possiamo procedere alla discussione. Ci sono discussioni, interventi nel merito del regolamento edilizio? Consigliere Giro, prego. Grazie Presidente. Ho già anticipato nelle commissioni è tutto valido? Sì, sì. No, sbaglio. No, la mia perplessità sul punto l'ho già espressa in commissione, quindi non la ribadisco neanche. No. Quindi chiunque Consigliere Giro, continua. Il capogruppo autonomo ha fatto una battuta di spirito. Consigliere Giro. Mi scuso pubblicamente se chiedo al consigliere Giro di affermare quello che ha intenzione di dire. Grazie, consigliere. Grazie. Cosa
posizione l'abbiamo già espressa in commissione, che era quella di accogliere in modo favorevole la modifica del regolamento edilizio con il recepimento della legge 12 del 99, anche se tuttavia avevamo sollevato la perplessità sull'esclusione delle zone D, in quanto riteniamo un'esclusione discriminatoria che a nostro avviso non ha alcun senso, visto che si parla comunque del recupero di volumi esistenti. Il nostro avviso va anche proprio quello che era lo spirito della legge regionale, che intendeva il recupero appunto di questi volumi. Pertanto chiedo se per caso, anche in accoglimento di questa nostra osservazione, è pensare di modificare il gruppo Bonin, prego. Sì, anche noi avremo la stessa esigenza di una verifica se medio tempore l'amministrazione o comunque la maggioranza ha avuto modo di riflettere su quella estensione, diciamo, della modifica all'intero territorio piuttosto che limitarla come è stato proposto. Possiamo sospendere un attimo la discussione e ci vediamo per di gruppo? Sì, ma Prego. allora io in quell'occasione ho anche confermato il Presidente della Commissione, avevo precisato perché erano state messe queste due questioni, interpretando poi a posteriori correttamente anche quello che l'ufficio voleva intendere. Si tratta di, comunque poi il Sindaco che ne è competente in materia vi esprimerà meglio anche questa questione, però possiamo anche parlarne tra capigruppo se la discussione va in questo senso. Si tratta di pertinenze di attività quali le alberghiere o quelle artigianali dove la residenza non è una residenza fine a se stessa, ma ha valore nel momento in cui ci sia l'attività in esercizio. Non credo che nel Comune di Gavra ci siano casi che ritengano, se ne sa, non c'è una preclusione sotto questo aspetto, ma attenzione, queste residenze sono finalizzate all'attività imprenditoriale, che sia turistica o che sia di attività artigianale o di altro tipo commerciale, è finalizzata a questo. Questo, io comunque ve lo provo a confermare il Sindaco, cioè questa titolarità residenziale si perde, formalmente si perderebbe con la perdita dell'attività commerciale. Quindi non mi fermerei particolarmente, io in quell'occasione ho detto, non mi fermerei particolarmente su queste cose che sono questioni accessorie. Poi ci siano dei casi che vanno tenuti in considerazione, possiamo anche discutere qui, però la delibera va nel senso della residenzialità e delle esigenze residenziali dei nostri cittadini e non in questi casi prettamente particolari o esclusivamente marginali. Sospendiamo un attimo,
Ah no, tutto in regola.
Prego, Sindaco. Allora, accogliendo parzialmente la proposta di modifica della delibera del consigliere Giro, si proporrebbe che l'articolo 128 bis nel testo del comma 8 venisse così riformulato: le presenti disposizioni non trovano applicazione per i fabbricati ricadenti nelle zone territoriali omogenee limitatamente alla destinazione alberghiera, nonché per tutti i fabbricati presenti nel territorio comunale con grado di protezione assegnato dal PRG che non consenta modifiche agli elementi costitutivi dei fabbricati, grado 1, 2, 3 articolo 12 delle norme tecniche di attuazione del PRG, il valore tipologico 4 dell'articolo 8 dell'NTA della variante per piano regolatore per le zone agricole. Si aggiungono le parole limitatamente alla destinazione alberghiera. Procediamo ora con la votazione di questa delibera. Voti favorevoli? Punto approvato all'unanimità. Passiamo ora al quinto punto all'ordine del giorno: approvazione del progetto di ampliamento della casa di riposo comunale Don Moschetta. Relazione al sindaco. Grazie Presidente. Premesso che in data 8 agosto 2013 protocollo numero 26.202 e successive integrazioni, la ditta Cavolo Patrimonio SRL ha presentato domanda di permesso di costruire per l'ampliamento ai sensi dell'articolo 28 delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore della zona soggiorno e della sala da pranzo con adeguamenti impianti della casa di riposo comunale Fausto Moschetta situata in Cavale, via Bonarotti, foglio 42 sul manuale 1780, che il progetto sopra descritto è composto dei seguenti elaborati: tavola A, relazione tecnico-descrittiva e quadro economico di spesa; tavola 1, estratti e strumenti urbanistici vigenti; tavola 2, planimetria generale, stato di fatto e progetto; tavola 2A, planimetria generale con distanze di fabbricati limitrofi; tavola 0204, planimetria di rilievo 2/2; tavola 3, pianta piano terra, stato di fatto; tavola 4, pianta piano terra del progetto; tavola 5, pianta piano primo, piano secondo invariate; tavola 6, prospetti; tavola 7, sezioni di progetto, strutture di elevazione; tavola 8, pianta piano terra, tavola comparativa; tavola 9, rete fognaria, acque bianche e nere, stato di fatto e di progetto; tavola 10, pianta piano terra, stato di progetto, grafico legge 13 dell'89; tavola delle misure protettive e preventive per lavori in forza. Che per il progetto sopra descritto sono stati acquisiti i seguenti pareri: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, numero P/1596 del 24 settembre 2013 al protocollo numero 23514; ASL numero 10, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Portogallo, numero 53056 del 3 settembre 2013, settore servizi tecnici, data 17 settembre 2013. Considerato che l'immobile ricade in ZTOFB, aree per l'attrezzatura di interesse comune. Per le disposizioni dell'articolo 28 delle norme tecniche di attuazione del vigente PRG, il progetto comportante l'intervento di ampliamento deve essere approvato dall'amministrazione comunale. L'edificio in oggetto di interesse comune, il progetto è stato esaminato favorevolmente da parte dell'ufficio tecnico urbanistica ed edilizia privata in data 17 settembre 2013 con verbale numero 115 del 2013. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di approvare il progetto di ampliamento ai sensi dell'articolo 28 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore della zona soggiorno e della sala da pranzo con adeguamenti impianti della casa di riposo comunale Don Moschetta situata in Cavale, via Bonarotti, foglio 42 sul manuale 1780, costituito dagli elaborati già richiamati in premessa, di esprimere parere favorevole per le motivazioni in premessa riportate al rilascio del permesso di costruire per l'esecuzione di lavori di ampliamento ai sensi dell'articolo 28 dell'NTA del vigente PRGC della zona soggiorno e della sala da pranzo con adeguamenti impianti della casa di riposo comunale Don Fausto Moschetta situata in Cavale, via Bonarotti, foglio 42 manuale 1780, per il progetto presentato dalla Camera Patrimonio SRL in data 8 agosto 2013
e successive integrazioni per un edificio di interesse comune. Grazie Sindaco. Capogruppo Borin-Plato. Magari molto velocemente, ma hanno studiato l'argomento per il quale era prevista la stessa, direi di porre in votazione la stessa questione pregiudiziale, la stessa questione sospensiva. Mettiamo la questione pregiudiziale. Mettiamo i voti la questione sospensiva, voti favorevoli, 5 voti favorevoli, voti contrari, 10. Pregiudiziale. e sospensivo. Erano due separate. Due separate, votiamo per la pregiudiziale, voti favorevoli, 5, voti contrari, 10. Capogruppo Borin-Plato. Nel merito invece facevo notare una questione che secondo me è anche importante, al di là poi del fatto che vada ad essere ampliata una porzione di sala da pranzo piuttosto che della sala della casa di riposo. Questo è un segnale, almeno noi lo vogliamo leggere in questi termini, che ci dà l'amministrazione, e speriamo di non essere smentiti, di investimento sulla struttura, perché sì, è vero che l'intervento lo fa una Camera di Patrimonio, però in un modo o nell'altro è l'assunzione di un impegno anche economico che viene chiesto ai cittadini. Ora, impegnarsi su una struttura in un luogo dove sappiamo bene essere collocata con le finalità che ha, per noi ha un significato, perché questa amministrazione crede in quel sito, nello sviluppo, nell'ammodernamento, nella coltivazione, diciamo, di questa struttura e di questa azienda dove si trova. Lo riteniamo favorevole, speriamo di non essere. Grazie Capogruppo Borin. Capogruppo Donon. Credo che volevo esplicitare un po' meglio il concetto a cui ieri Bolino ha risposto in commissione CGR. Sulle questioni che riguardano gli aspetti socio-sanitari o di bisogno della nostra città non ci sono dubbi che questa amministrazione si sta muovendo in questo senso. Potrebbero essere migliori, maggiori, organizzati in modo diverso se potessimo far fronte e poter spendere quello che vorremmo spendere per questo settore. Lei adesso dice che questa amministrazione sta spendendo di quei soldi, sta investendo dei soldi per la struttura che sono necessari, che sono degli interventi che sono necessari proprio anche in risposta alle interpellanze che voi avete fatto. Però questa amministrazione spera, auspica le condizioni in cui i comuni sono messi a operare siano diverse nei prossimi mesi, nei prossimi anni o nel prossimo futuro, ma non solo per questa amministrazione ma anche per altre, per dare spazi ma anche fare degli interventi su un sito o su altri siti che possano essere di potenziamento e di valorizzazione di queste questioni. Quindi questo non vuol dire che noi ci interstabiliremo vita naturale durante su un fabbricato o su un'altra questione perché abbiamo speso 10 oggi, quindi non siamo altri obiettivi. Quindi per quello che è una questione ferma e salda, quella che finché possiamo e come priorità questi interventi saranno riservati. Grazie Capogruppo Tonò. Procediamo ora alla votazione della delibera. Voti favorevoli. Consigliere Favaro, prego. Una semplice curiosità in merito alla competenza del Consiglio Comunale sull'atto che andiamo ad approvare. Da dove discende la competenza sul punto? Grazie. A memoria l'articolo 28 della materia di attuazione che demanda appunto al Consiglio Comunale la competenza nel determinare via in certi parametri.
Si tratta proprio della competenza pianifica riferita a un caso di pianificazione generale. Si va a sostanziare una valutazione così come fissata dall'intesa. Prego, Sindaco. Sì, solo per aggiungere che quello che ha detto il segretario comunale è anche richiamato nel testo della delibera sia riferimento alla zona F che riferimento proprio specifico all'articolo 28 dell'NTA del PLC. Grazie, Sindaco. Sì. Signor Paolo. Sì, non mi era sfuggito il riferimento all'articolo 28, però andando a leggere l'articolo 28 delle norme tecniche di attuazione del PLC vigente non si coglieva il nesso con la competenza del Consiglio Comunale, però adesso vi ringrazio per il riferimento. Mettiamo allora i voti, la delibera, voti favorevoli. Il punto viene approvato all'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera, voti favorevoli, 15 voti favorevoli, si approva all'unanimità. Passiamo ora al terzo punto dell'ordine del giorno, di dismissione e partecipazione nella società residenza veneziana. Relazione all'assessore minore. Buonasera a tutti i componenti del Consiglio Comunale. L'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Venezia, l'ATER, ha costituito in data 10 luglio 2003 la società Residenza Veneziana SRL, con sede legale in Venezia e ovviamente regolarmente iscritta al registro delle imprese della provincia. Il Comune di Caule, come altri enti e pubbliche amministrazioni, partecipa al capitale sociale della suddetta società nella misura dello 0,5%